Al via al San Paolo Palace di Palermo il congresso regionale della CISL Sicilia. Ha aperto i lavori il segretario generale Leonardo Lapiana con la sua relazione in cui ha sottolineato la necessità di un patto sociale tra le istituzioni, i sindacati e le imprese. Tra gli interventi anche quello della segretaria provinciale di Agrigento Caltanissette ed Enna Carmela Petralia. Il congresso si concluderà oggi con l'intervento della segretaria generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola. Intanto un patto per utilizzare bene tutti i fondi che ci sono su tanti ambiti, su cui ovviamente vengono definiti quelli che sono gli obiettivi prioritari che la Regione Sicilia si è data, quindi il tema della mobilità, il tema delle infrastrutture, il tema della Sicilia verde, il tema della produzione dell'energia, cioè sono temi strategici che impattano trasversalmente su tutte le realtà. Poi c'è tutto il tema delle vertenze in atto su cui la Regione Sicilia deve supportare le esigenze delle aziende che vogliono investire in questa terra, cercare di non farle scappare e soprattutto deve amplificare probabilmente il lavoro che a livello sindacale viene fatto, perché noi abbiamo l'esigenza di difendere non soltanto i lavoratori diretti di quelle aziende, ma soprattutto i lavoratori dell'indotto. Quali sono le vertenze più urgenti? Le vertenze più urgenti sono intanto verificare che si segue il cronoprogramma di quello che è stato stabilito per quanto riguarda la vertenza al petrolchimico di Priolo e Ragusa. Poi è chiaro che bisogna vedere quello che sarà il futuro anche della nostra realtà palermitana, diciamo di Termini Imerese. E poi ovviamente c'è tutto il tema delle aree industriali e artigianali, che non sono una vera e propria vertenza di natura aziendale, ma che comunque contribuiscono a far capire se veramente ci crediamo in questo futuro. Cioè noi siamo la terra dove le persone vorrebbero venire a vivere da un punto di vista, diciamo, della qualità della vita, intesa però più da un punto di vista dell'aria piuttosto che dal punto di vista, diciamo, dei monumenti. Non ritengono che questa terra sia adeguata rispetto poi ai servizi. Ecco, quindi noi abbiamo questa grande fortuna di avere tante cose belle, dobbiamo provare a migliorarle e su questo ovviamente abbiamo l'esigenza che si faccia questo lavoro insieme. Oggi la CISL Agrigento Caltanissette Enna è presente al congresso regionale con i propri delegati a questo importante momento di democrazia della nostra organizzazione. Nella relazione del nostro segretario regionale Leonardo Lapiana, centrale è stato il tema delle aree interne, un tema che ovviamente a noi sta a cuore particolarmente, in quanto appunto rappresentiamo 3 aree della Sicilia interne, in particolar modo Agrigento, che da anni oramai soffre di una desertificazione demografica, economica, produttiva, quindi è importante oggi aver delineato un modello di sviluppo nuovo rispetto appunto a ciò che la CISL come organizzazione sindacale vuole fare, in particolar modo per i giovani che ancora hanno la speranza e la fiducia che possano rimanere laddove hanno studiato e sono nati e che possono quindi esplicare le loro ambizioni nei territori appunto in cui sono nati. E noi speriamo e crediamo fortemente che questo è il messaggio che bisogna lanciare come organizzazione sindacale, soprattutto nelle aree interne.